Immagina di svegliarti e vedere il cielo rosso sopra casa tua, di sentire l'odore acre del fumo che entra dalle finestre, di guardare verso la montagna che conoscevi da una vita e vederla trasformata in un inferno di fiamme. Non è un film, è quello che hanno vissuto migliaia di sardi nell'estate del 2025. E quest'anno è stato davvero critico. Ogni estate la nostra isola si risveglia sotto una cappa di fumo, ma il 2025 ha segnato un punto di non ritorno. I numeri sono chiari, drammatici, impossibili da ignorare. Oltre 3.000 ettari bruciati solo in Sardegna. Per darti un'idea, parliamo di una superficie grande quanto più di 4.000 campi da calcio, andati in fumo. Ma il dato più agghiacciante non è questo, è che la metà di questi incendi è stata appiccata volontariamente. Qualcuno, in carne e ossa, sta bruciando la nostra terra. Oggi ti racconto l'emergenza incendi del 2025, come non l'hai mai sentita. Con i dati, con le storie, con la cronaca di un'isola che continua a bruciare anno dopo anno. E ti spiego perché dietro ogni fiamma c'è molto più di un semplice rogo. C'è l'abbandono, la criminalità, il cambiamento climatico e una terra che muore lentamente. Le immagini fanno paura, ma i numeri lo fanno ancora di più. Ti spiego tutto nel video completo. Metti un like se anche tu pensi che la Sardegna meriti più protezione e iscriviti al canale per aiutarmi a far conoscere la verità dietro questi incendi. Grazie mille per la visione, stammi bene e passa un buon proseguimento di giornata.